Prego di fare entrare la gente nella sala, anche perché abbiamo dei contributi in videoconferenza e non possiamo fare attendere i colleghi. Chiedo se il Presidente del Corecon del Veneto e del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, possono venire qui. C'è stata una piccola rivoluzione nella scaletta, neanche più di tanto è piccola. Prego il Presidente Ciambetti. Ecco, quindi iniziamo con il saluto del Presidente Ciambetti, al quale seguirà poi in videocollegamento il sottosegretario della Presidenza della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, Davide Baruffi, che si collegherà più o meno alle 10 meno 5 minuti. Chiedo a tutti i rappresentanti istituzionali che fanno i saluti introduttivi di rimanere strettamente nell'arco di 4-5 minuti, e questo per dar modo ai relatori, che costituiscono il cuore della giornata odierna, di avere il tempo per parlare. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a Venezia, appunto, da chi arriva da lontano. Porto i saluti del Consiglio regionale del Veneto e anche del Presidente Luca Zaia. Do veramente il benvenuto ai qualificati e relatori del convegno odierno sulla regionalizzazione dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisione. Grazie al Corecon del Veneto, al Presidente Marco Mazzoni Nicoletti. Ho visto prima anche il past President Gualtiero Mazzi, che ringrazio per il lavoro fatto assieme per molti anni, e tutti i membri dell'attuale comitato regionale. Ringraziamenti al professor Jacopo Bercelli del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona. Appunto, viene fatto il punto della situazione di un processo per molti aspetti emblematico, dei difficili e a dir poco rapporti tra Stato e Regioni, tra il prevalente neocentralismo accentratore e l'evoluzione regionalista, in una sorta di estenuante stop and go o nuovo stop, nonostante quanto previsto dalla Costituzione e nonostante quanto richiesto dai cittadini stessi, che sull'autonomia ampia si sono espressi, in particolar modo in Veneto. Lascio al professor Bercelli e agli altri autorevoli relatori le considerazioni tecnico-giuridiche, ben sapendo che la nostra strada e il nostro impegno, nonostante le chiusure e opposizioni cui siamo andati incontro nei processi autonomistici, proseguono, e vi assicuro che almeno da parte del Veneto, e parlo anche da Presidente della Conferenza delle Assemblee Legislative, su questo noi continuiamo a perseverare e a non perdere terreno. Io, anche per non sottrarvi tempo, noto l'occasione culturale innanzitutto mancata in 47 anni, tanti quelli che ci separano dalla legge 103 del 75 ad oggi. In quegli anni le neonate regioni erano sentite come grande occasione di ammodernamento del paese ed espressione della pluralità culturale italiana. La mancata regionalizzazione dei sistemi radiotelevisivi e della telecomunicazione, attuata parzialmente solo nelle province autonome di Trento e soprattutto Bolzano, ma in parte minori nel Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, non ha permesso proprio l'espressione della pluralità culturale, mentre si è andato in questi 47 anni accentrando sempre più in una ristretta oligarchica governance del mezzo televisivo. Non parlo solo della lottizzazione che per anni ha caratterizzato il sistema pubblico, ma anche a quelle forme di egemonizzazione che progressivamente hanno ridotto al minimo, relegandoli spesso in canali e orari scarsamente frequentati dal grande pubblico, i contributi delle singole identità regionali, mortificando spesso le professionalità tutt'altro che marginali e le opportunità che la stessa RAI aveva ed ha. È stato lasciato un vuoto che negli ultimi anni produttori lungimiranti hanno saputo occupare. Guardate all'attenzione che Sky Arte ha dato ai territori e alle realtà locali in questi anni. Proprio queste esperienze ci dicono che è possibile immaginare un sistema radiotelevisivo e multimediale pubblico gestito su base regionale, sostenuto ad esempio
con parte della quota del gettito del canone televisivo pagato dai cittadini veneti. So che alcuni consigli regionali, la Lombardia ad esempio, stanno già elaborando una legge specifica. Credo che il Veneto, a maggior ragione, dopo il convegno odierno, possa affrontare un analogo percorso, anche perché un'occasione mancata può ancora trasformarsi in un servizio reale offerto al cittadino e a tutto il Paese. Il moderatore mi richiama sotto banco all'ordine, anche perché poi sa che ho altri appuntamenti in terraferma. Io vi ringrazio di essere venuti qui a Venezia e vi auguro veramente buon lavoro. Gli esiti poi della giornata odierna il Presidente sicuramente non mancherà di trasmetterli e veramente buongiorno, buon convegno e ripeto, avendo visto relatori e storie che questi relatori hanno alle spalle, professionalità, know-how, mi auguro veramente che esca dagli atti del convegno qualcosa di utile per l'Assemblea Legislativa Veneta. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, la liberiamo, grazie, e chiedo ai tecnici nel frattempo di stabilire il collegamento. Ecco, vedo in collegato Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell'Emilia Romagna. Anche lui sta passando da una riunione all'altra, credo che la sua sia emergenza gas e quindi una cosa di un'attualità estrema, per cui le lascio la parola con i 5 minuti previsti dalla nostra scaletta. Prego. Buongiorno a tutti, spero che si senta il collegamento. Ringrazio il Presidente Ciambetti, l'Assemblea Legislativa della Regione Veneto per questa occasione importante di confronto. Io mi scuso se non posso essere con voi in presenza, ma oggi presentiamo il progetto del grande rigassificatore che Snam realizzerà diciamo sulla costa di Ravenna. E questo ha travolto completamente la nostra agenda. Però ci tenevo ad essere presente perché attraverso anche un lavoro importante che ci avete trasmesso, lo considero un contributo per tutti, ecco, un lavoro fatto dal Veneto con l'Università di Verona, ma a disposizione del sistema delle regioni, avete posto l'accento su una questione che sta molto a cuore anche a noi. E credo che partendo dai contenuti che saranno, immagino, sviluppati, illustrati all'interno del dibattito, si potranno ben riscontrare le cose che il Presidente Ciambetti indicava. Il fatto che già oggi a legislazione vigente, purtroppo anche da tanti anni, avremmo potuto compiere quei passi avanti che non sono stati realizzati per rafforzare anche su scala territoriale il sistema delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, per riuscire ad arricchire il palinsesto, i contenuti anche del valore di ciò che viene prodotto nel territorio e anche del patto di democrazia che impegna le istituzioni, non solo le regioni naturalmente, penso anche il sistema degli enti locali a una restituzione, a una rendicontazione del proprio lavoro, attivare una partecipazione e la formazione di un'opinione pubblica consapevole. Lo abbiamo ben visto quanto sia fondamentale, ancora una volta, il sistema dell'informazione in generale, dell'informazione pubblica in particolare nel tempo della pandemia, quando abbiamo avuto necessità in qualche modo di rafforzare le comunicazioni anche di somma urgenza e di assoluta rilevanza nei confronti dei cittadini dei nostri territori e abbiamo lavorato molto in questo senso con gli strumenti di cui disponiamo e ci siamo ben resi conto di come altre opportunità sarebbero state essenziali, diciamo, per rafforzare questo elemento di circolazione di informazioni corrette. In un tempo di fake news, la qualità dell'informazione, il coinvolgimento di professionisti dell'informazione, pubblici e privati naturalmente, è un elemento essenziale anche direi decisamente su scala territoriale e locale. Ho visto poi avanzare anche un paio di proposte che considero assolutamente interessanti per riuscire in un qualche modo a mettere a terra un percorso di coinvolgimento del sistema delle regioni, chiamando in causa sia la possibilità naturalmente di arrivare a contratti di servizio. Noi qui abbiamo una sede RAI molto importante, nel nostro progetto, nella nostra ambizione potrebbe diventare anche la terza sede nazionale, ecco, diciamo, per
per scala di rilevanza, grazie alle professionalità ma anche alle infrastrutture che sono presenti. Se ne è ragionato anche in queste settimane, avendo indicato nel nostro Tecnopolo sui big data il progetto bandiera, faro, ecco come lo chiama il governo, su cui lavorare nel PNRR, ecco, costruire le occasioni per un passo in avanti in questo senso anche in quella sede sarebbe un'occasione decisiva. Così come ho visto questa sollecitazione a un possibile coinvolgimento della conferenza Stato-Regioni, diciamo nella definizione del contratto di servizio generale, credo che quello potrebbe essere davvero un elemento su cui aprire un confronto col governo. Sto parlando come se non fosse, diciamo, in corso una crisi di cui non si sentiva il bisogno da nessun punto di vista, e ancora una volta si scontrano queste due necessità, diciamo, la nostra, quando dico la nostra intendo la nostra come Emilia-Romagna, quella del Veneto, della Lombardia, delle altre regioni in generale, di poter lavorare su una programmazione pluriennale in cui dare respiro, come dire, sia agli investimenti che alle politiche che vengono sviluppate rispetto a un quadro particolarmente fragile e vulnerabile del sistema nazionale che attraverso le crisi non consente mai di sviluppare una programmazione di lungo respiro. L'ultima considerazione che voglio fare è questa. È chiaro che l'innovazione tecnologica ha cambiato anche i confini di questo dibattito. Non siamo agli anni 70 da questo punto di vista, e oggi attraverso anche la rete si sono aperte nuove opportunità per veicolare i contenuti che vengono prodotti anche in scala territoriale, valorizzare le professionalità, in un qualche modo mettere in forza, ecco, no, i contenuti di cui stiamo discutendo. Noi lo abbiamo fatto in questi anni, lo continuiamo a fare anche attraverso una piattaforma nostra, l'Epida TV On Demand, con una programmazione che non ha l'ambizione di essere quella, diciamo, del sistema pubblico in quanto tale, né di avere un palinsesto completo, ma appunto di poter veicolare contenuti che già stiamo producendo e che in un contratto di servizio diverso con il sistema RAI potrebbe davvero anche all'interno delle TV generalista provare ad arricchire l'offerta. In questo senso credo che quindi le piste di lavoro che avete indicato siano particolarmente utili. Capisco perfettamente il riferimento di Ciambetti anche rispetto alla vertenza che abbiamo aperto con il governo sul tema dell'autonomia differenziata. Ancora una volta dobbiamo dire che l'autonomia differenziata diventa giocoforza la risposta ad un sistema che, concepito dai costituenti come già fortemente regionale, non ha però visto attuata né la Costituzione ante riforma del titolo quinto, né il titolo quinto in quanto tale, quindi si sono sprecate delle occasioni. Già oggi sarebbe agibile, come dire, un passo avanti. I riflessi invece di centralizzazione sono molto forti, sono evidenti, e quindi questo è un modo anche per tenere in campo, ecco, le ragioni che noi abbiamo di provare a far fare un passo avanti al nostro paese, ai nostri territori, e quindi vi ringrazio per questa riflessione che avete messo a tema, come dire, per voi ma più in generale per il Paese. Noi ruberemo a piene mani anche dalle sollecitazioni che sono uscite dall'indagine che avete condotto, da questa riflessione molto importante, e siamo pienamente disponibili a collaborare, perché credo che quando le cose si fanno insieme, pur nelle proprie peculiarità, diventano più forti, a partire naturalmente da un dibattito che può essere portato nella conferenza a cui prima facevo riferimento. Mi scuso, buon lavoro a tutti e davvero grazie per questa circostanza. Grazie a lei. Qui la stanno applaudendo, non so se lo sente. Ecco. Chiedo a Lino De Marchi di avvicinarsi al tavolo. Lino De Marchi parla in rappresentanza dell'Ordine dei giornalisti, ma in realtà è una testimonianza vivente dell'esuberanza con cui fu accolta l'idea della regionalizzazione del sistema pubblico radio-televisivo e di tutte le delusioni successive. È stato a lungo praticamente il mio predecessore alla guida dell'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto, proprio negli anni del dibattito e dello sviluppo dal 1975 in poi. Prego Lino, ti lascio 5 minuti, ma puoi parlare. Buongiorno a tutti, ringrazio il Corecom e gli organizzatori del convegno che hanno invitato l'Ordine regionale dei giornalisti ad essere presenti a questo incontro. I giornalisti, dico sia l'Ordine sia il sindacato, ma ho sperimentato anche molti colleghi delle testate,
hanno sempre sostenuto la battaglia per una effettiva, come la chiamate voi qui nel vostro convegno, e sostanziale regionalizzazione del servizio pubblico radio-televisivo. Anche, direi, in funzione un po' interessata, perché ovviamente un potenziamento e una ristrutturazione della rete in funzione federalista avrebbe potuto rappresentare anche un'occasione di occupazione, sia da un punto di vista delle maestranze tecniche, sia da un punto di vista anche dei giornalisti e quindi degli operatori delle informazioni. Personalmente, come diceva l'amico Antonio, ho vissuto da una posizione privilegiata di capo ufficio stampa appunto del Consiglio regionale questo percorso della battaglia federalista, ecco, in funzione appunto della regionalizzazione della RAI, a fianco di quelli che, a mio avviso, sono stati all'epoca i veri protagonisti di questa battaglia, e sono i consigli regionali, i loro presidenti, i nostri presidenti naturalmente, il Veneto in particolare, che ha avuto anche guida della conferenza dei presidenti dei consigli regionali, per esempio con Carraro, e si sono spesi in modo particolare, con iniziative, convegni, idee, sollecitazioni, eccetera, eccetera. Io non lo ricorderò tutti, però per esempio, ovviamente non ho ricordato Ciambetti, ma Ciambetti appunto è impegnato, se non altro, dico, nella battaglia per l'autonomia, di cui molto probabilmente il segmento televisivo è una parte. Ricordo per esempio gli incontri che il presidente Carraro ha avuto all'epoca con i presidenti della RAI De Mattei e Moratti. Ricordo per esempio il documento sottoscritto nel 1994 dalla conferenza dei presidenti dei consigli regionali a Milano nel corso della conferenza programmatica della RAI, in cui si riaffermava la necessità di regionalizzare la terza rete, virgolette. La convenzione firmata l'11 febbraio del 92 dal presidente Carraro e il direttore della terza rete RAI Vascon, che non c'entra niente, molto probabilmente non c'entra nulla con la regionalizzazione, però era un passo avanti, ecco, convenzione che consentiva, prima regione in Italia, il collegamento tra la sede del Consiglio regionale e Palazzo Labia, che è quello che ha consentito anche adesso di poter trasmettere e utilizzare da parte della RAI uno strumento che noi abbiamo. Ricordo il convegno del 96, sempre svoltosi a Palazzo Labia, organizzato dal Consiglio regionale, presidente Elia Sartori, dal titolo "Dalla terza rete alla rete federata", con ospiti molti illustri, tra cui il professor Zaccaria, che poi sarebbe diventato 2 anni dopo presidente della RAI, i responsabili dell'informazione di tutti i partiti a livello nazionale. Il convegno era stato accompagnato da una ricerca che avevamo affidato alla CIRM all'epoca di Piepoli, proprio su come i cittadini percepivano questa esigenza. Ovviamente un altro presidente che si è speso è stato il presidente Cavaliere, per esempio, il quale così, oltre a perorare la causa del federalismo all'interno della conferenza dei presidenti, per esempio, si è recato un paio di volte in visita a strutture regionali che avevano strutture televisive autonome in Germania e in Spagna. Siamo andati a vedere insieme, per esempio, la struttura così che aveva la regione appunto catalana. Direi che adesso è inutile che ripeta un po' tutta la cosa, sono cose che poi tutti i presidenti hanno comunque affermato nelle loro dichiarazioni, nelle loro, ecco. 2004, 2005, secondo me 2006, ha cominciato un po' ad affievolirsi anche all'interno delle regioni, forse stanche di una battaglia che consideravano persa o inutile, così ad affievolirsi l'interesse rispetto a questo problema, no? Anche perché forse si constatava che le forze politiche stesse fossero molto tiepidi, almeno quelle nazionali, molto tiepidi rispetto a questa istanza.
tutto in difesa ovviamente delle proprie reti. No, non dimentichiamoci mai che le regioni puntavano alla terza rete proprio nel momento in cui la terza rete, soprattutto con l'affidamento della gestione a Guglielmi, morto appunto nei giorni scorsi, diventava molto forte, molto interessante e ovviamente appanaggio di un partito che prima non aveva avuto né la prima né la seconda. Ecco, per cui molto probabilmente la resistenza si è capita anche da un punto di vista di scelta politica. Venendo alla conclusione, per cui io dico, anche alla luce di questa esperienza, di cui poi si potrebbero raccontare infiniti altri episodi o altre prese di posizione, ammiro il coraggio del Corecom e del Consiglio regionale di riprendere in mano oggi, io dico dopo 30 anni di battaglie perse, perché non calcolo, diciamolo così, i tempi dall'istituzione delle regioni o dall'avvio della terza rete nel 79, eccetera. Ecco, dopo 30 anni di battaglie perse, così che riprende di nuovo la partita, no? E cerca di inquadrare molto probabilmente con altre iniziative e sotto altri aspetti, dico, una battaglia che andrebbe a un punto... dico che il coraggio lo ammiro ancora di più anche alla luce, mi sia consentito di dire, della scarsa attenzione che al problema dell'informazione radiotelevisiva regionale e quindi al problema dell'informazione viene data dalle proposte autonomiste. Io qui ho l'articolo 38 dell'accordo firmato tra il Veneto e la conferenza, chi si cura della... Ecco, che dice al capitolo ordinamento della comunicazione si attribuisce alla Regione Veneto competenza legislativa e amministrativa per l'attivazione di una specifica agenzia veneta digitale che svolga le funzioni di coordinamento di standard a livello regionale. Dico, se noi miriamo, non dico a una terza rete completamente regionalizzata, però a uno spazio maggiore, dico, questo elemento offerteci dalla prospettiva autonomista è debole. Dico io, parto e poi chiudo davvero. È possibile, cioè, secondo me, una rete regionalizzata si giustifica con un regionalismo forte. Cioè, o tu hai un regionalismo forte alle spalle, allora giustifichi anche, dico così, lo strumento informativo alle tue, non dico dipendenze, ma gestito da te, altrimenti diventa un po' più difficile. Allora mi auguro che si possa al limite riaggiornare questa battaglia, riaggiornare l'obiettivo. Per esempio, io sono convinto, e lo affido al Corecom, perché non pensare, per esempio, a una conquista di spazi all'interno dei palinsesti di una rete regionale che già esiste? Però non spazi, dico, non limitandoci a rivendicare spazi aggiuntivi, no, dico proprio completamente diversi, che potrebbero entrare proprio se in concorrenza con eventuali altre trasmissioni che la rete potrebbe mettere in onda. È chiaro che bisogna assumerci la responsabilità di potenziare ovviamente la rete, potenziare il personale, aggiornare e quindi però da un punto di vista finanziario, se una regione potesse sostenere anche con l'imprenditoria, anche con la pubblicità, eccetera, programmi ad hoc da inserire in alternativa, cioè proprio con pubblicità e tutto, potrebbe essere un'idea, ovviamente in convenzione, e qui la regione potrebbe farsi carico ovviamente, in convenzione con una rete che già sul territorio esiste. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. E sono curioso di capire, io adesso devo andare via purtroppo per un altro impegno, ma leggerò molto volentieri lo studio che avete affidato, perché voglio capire qual è l'impostazione e la nuova idea.
Grazie a voi. Grazie. Ecco, prima quando parlava della missione in Spagna c'era il vicepresidente Comencini che ha sorriso perché parlava della Catalogna. Il vicepresidente Comencini sa benissimo gli spazi di autonomia di cui gode il governo catalano, di cui godeva allora e gode tutt'oggi il governo catalano, che per le regioni Venete, Lombardia, Emilia sono spazi impensabili. Ecco, anche lui fece una missione, anzi una full immersion nell'autonomia catalana incredibile. Darei adesso la parola al presidente, al Paron de Casa, si dice da queste parti, al presidente del Coreco, che è il responsabile organizzativo di questa giornata e il promotore dello studio, perché qua adesso iniziamo ad avvicinarci al cuore della giornata, perché è stato il Corecon del Veneto, il presidente, i membri del Consiglio, tutti che hanno voluto dare vita a questa ricerca e al report che viene presentato oggi. Quindi prego, avvocato. Allora, ringrazio innanzitutto il dottor Franzina, che è oggi il responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione del Consiglio regionale, che oggi nella veste, diciamo, di eccellente direttore d'orchestra, e lo ringrazio per essere qui, per il suo contributo. Buongiorno a tutti allora e benvenuti. Io sono Marco Mazzoni Nicoletti, presidente del Corecon Veneto, che è promotore di questo evento. Allora, i miei saluti saranno i saluti di un padrone di casa, quindi le argomentazioni più tecniche afferenti specificatamente al tema oggetto del convegno saranno affrontate da illustri e qualificati relatori che seguiranno dopo. Quindi è con piacere che porgo a tutti i presenti un cordiale saluto di benvenuto a nome di tutto il comitato che presiedo, quindi anche a nome dei colleghi Fabrizio Comencini, che è appena stato citato, il collega Stefano Rasulo, Enrico Beda ed Edoardo Figoli, che sono qui presenti in sala. Allora, anzitutto desidero ringraziare e salutare il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e ringraziarlo particolarmente per essere stato qui quest'oggi. La sua presenza testimonia il suo interesse anche e la sua attenzione nei confronti di un tema come quello attuale così importante. I miei saluti vanno poi al sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, il dottor Davide Baruffi, che ringrazio per essersi videocollegato, e un saluto anche al direttore della nostra sede regionale Veneto della RAI, il dottore De Luca, che è qui con noi, che ci fornirà spunti e considerazioni che solamente chi conosce in prima persona l'argomento può scorgere e fornire. Saluto e ringrazio anche inoltre il Presidente della Commissione di Vigilanza RAI, il Senatore Alberto Baracchini, che nonostante l'impossibilità a partecipare fisicamente al convegno ha voluto comunque manifestare e dare un segno tangibile della propria presenza, registrando un messaggio di saluto che, come avrete modo di apprezzare, sarà foriero di interessantissimi spunti. Saluto e ringrazio l'Ordine dei giornalisti veneti e la persona del consigliere De Marchi per aver aderito all'invito. Come voi ben capite, la presenza dei giornalisti con un tema come quello che stiamo trattando oggi la ritengo di fondamentale importanza. Infine, lasciatemi fare un saluto e un ringraziamento ai relatori di questo convegno che interverranno a breve. Un saluto alla Presidente del Corecon Lombardia, nonché coordinatrice nazionale dei presidenti Corecon, l'Avvocato Marianna Sala, e al Presidente del Corecon Emilia Romagna, Stefano Cuppi, che mi hanno, devo dire, sostenuto e supportato nell'organizzazione di questo evento. Un ringraziamento va al Dottor Igor De Biasio, consigliere di amministrazione della RAI, che interverrà in videocollegamento e che ringrazio moltissimo per l'entusiasmo con cui ha accettato l'invito a rappresentarci il suo punto di vista sulla tematica. Infine, ma per questo non da ultimo, ma solamente perché merita una menzione particolare, saluto e ringrazio il professor Jacopo Bercelli dell'Università di Verona, autore del report che ci ha permesso di organizzare l'evento odierno, che rappresenta quindi il momento conclusivo di un percorso di approfondimento e studio sulla fattibilità della regionalizzazione del terzo canale, che ha preso avvio con l'affidamento, e qui devo ringraziare l'ex presidente Gualtiero Mazzi, che è qui presente, che è operato appunto dal precedente comitato a favore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona,
di una ricerca appunto volta ad indagare, e qui cito un passaggio dello studio, dal punto di vista quantitativo e qualitativo i margini di intervento affidati alle regioni, allo scopo di pervenire ad una effettiva e sostanziale regionalizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale. In altri termini e cercando di semplificare, si è cercato di individuare la modalità più idonea a realizzare quella differenziazione regionale nell'organizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo che è oggetto di dibattito fin dalla nascita delle regioni. Una ricerca quindi che non ha la presunzione di esaurire il dibattito in materia e condurre ad una rapida regionalizzazione del servizio pubblico, bensì quest'oggi ci proponiamo, attraverso appunto l'evento odierno, ed in considerazione anche dell'elevato livello e preparazione e della trasversalità dei relatori intervenuti, che di costituire un volano ed uno stimolo a porre in essere le opportune iniziative che potranno condurre alla effettiva regionalizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo. D'altronde, come disse Manlio Cevolini, che è un magistrato e un politico degli anni 70-80 in un suo scritto intitolato Dizionaretto di filosofia quotidiana, una buona conferenza deve essere come l'abito di una signora elegante, sufficiente a coprire ma non tanto da scoraggiare la fantasia. Quindi grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente. E adesso possiamo mandare il contributo del Presidente della Commissione di Vigilanza, del Senatore Barachini. Io tra gli altri illustri ospiti che vedo presenti in aula c'è anche il Presidente del Corecom della Liguria, se non sbaglio, il Dottor Valente, segretario. Ringraziamo anche il segretario generale del Valente e tutti i colleghi. Sì, ha ragione. Perché la presenza di queste figure qualificate qualifica questo convegno, lo rende particolarmente importante. Allora adesso darei la videoparola, se i tecnici riescono a mandare, se ci mandano, ecco qua il messaggio. Buongiorno, ringrazio dell'invito il Presidente Mazzoni Nicoletti, rivolgo il mio saluto a lui e a tutte le autorità presenti. Non potendo intervenire di persona, invio questo breve messaggio quale segno di vicinanza e apprezzamento per il vostro convegno e per il lavoro che verrà presentato oggi. In qualità di Presidente della Commissione di Vigilanza del Servizio Pubblico, non ho mai mancato di sottolineare l'importanza e la ricchezza della presenza della RAI nel territorio locale, attraverso le sue sedi. Si tratta di una componente essenziale della missione del servizio pubblico e di un elemento distintivo dello stesso nel panorama mediatico, in un momento storico in cui la TV pubblica deve necessariamente distinguersi e anche giustificare la propria esistenza nei confronti dei contribuenti. È un tema di reputazione, è un tema di sviluppo, è un tema che riguarda il futuro del servizio pubblico. Le sedi regionali sono davvero fondamentali per la tempestiva copertura di emergenze, ce lo ha ricordato in maniera drammatica il caso della Marmolada pochi giorni fa. I presenti ricorderanno certamente le forti critiche che hanno accompagnato in maniera unanime la decisione di cancellare le edizioni notturne dei telegiornali regionali. La Commissione di Vigilanza che presiedo ha elaborato un atto di indirizzo per contemperare l'esigenza della riduzione dei costi, della razionalizzazione delle risorse, con quella della preservazione della qualità e della completezza dell'informazione locale, anche con formule innovative, l'integrazione e il potenziamento della componente web e social delle testate locali. Tale soluzione è stata recepita in un recente accordo fra l'azienda e il sindacato dell'Usigrai e auspico che non rimanga lettera morta. La RAI deve fare di più e deve fare meglio per la promozione e la valorizzazione del profilo culturale e turistico dei territori. Sull'argomento mi sono confrontato con la vostra Presidente nazionale dei Corecom, la Presidente Sala, e un'iniziativa di facile realizzazione e anche rapida realizzazione potrebbe essere quella di organizzare il sito Rai Play, oggi abbastanza caotico e di non facile consultazione, creando una sorta di catalogo regionale che raggruppi i contenuti dei programmi a essa inerenti, dedicati soprattutto
agli aspetti di rilievo culturale, turistico e produttivo, una sorta di vetrina per le bellezze e le iniziative delle attività regionali. Anche per questo, e a maggior ragione, la RAI non può abdicare alla propria funzione di servizio pubblico, anche a dare spazio ed eventi a manifestazioni di grande valore culturale, storico, sociale, anche legati a comunità territoriali. Mi sono occupato e sono intervenuto di recente a sostegno della trasmissione in diretta televisiva della regata delle antiche repubbliche marinare, lo sapete, Venezia, Genova, Amalfi e la mia città natia, cioè Pisa, e la presenza sulle reti RAI era a rischio. Fortunatamente siamo riusciti a darne copertura. Ne sono orgoglioso perché sono iniziative che hanno un alto valore per le comunità territoriali che coinvolgono. Altresì mi corre l'obbligo di osservare che la perdita dei diritti di trasmissione del Palio di Siena invece rappresenta un vulnus dopo tanti anni di tradizione e storia sotto il profilo reputazionale dell'immagine dell'azienda. Ritengo che la RAI potrebbe inoltre svolgere un ruolo nell'incentivare la partecipazione pubblica e politica dei cittadini in un momento nel quale l'astensionismo dal voto ha raggiunto livelli preoccupanti anche nelle elezioni amministrative e nei referendum. Un punto che rappresenta un grave problema per la rappresentazione politica e democratica dei cittadini. Bisognerebbe probabilmente anche attraverso una maggiore conoscenza delle istituzioni nazionali e enti locali, creare dei dibattiti e confronti politici tematici da attuarsi con format televisivi anche innovativi, accattivanti, non solo per addetti ai lavori, ma diversi dagli attuali programmi di comunicazione politica che conosciamo bene, che da tanti anni affollano i palinsesti. In conclusione, ritengo che sia senz'altro utile e auspicabile un maggior dialogo e confronto con le regioni e il servizio pubblico multimediale, perché di questo si dovrebbe occupare il prossimo contratto di servizio che il governo, il servizio pubblico e la commissione di vigilanza stanno approntando per i prossimi anni. Del resto lo testimonia questa importanza del rapporto fra regioni e servizio pubblico, testimonia anche bene l'esperienza ventennale del Corecom, perché il decentramento e la realizzazione del principio di sussidiarietà sono virtuosi quando consentono di avvicinare i cittadini alle istituzioni e di realizzare meglio quella prossimità delle garanzie, dei servizi e dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento, ivi compreso certamente l'ordinamento delle comunicazioni. Buon lavoro a tutti. Ringraziamo, molto interessante questo ultimo passaggio che ci permette di introdurre la seconda parte della nostra giornata. Io vi preannuncio che il coffee break, previsto originariamente attorno alle 11, è stato spostato alle 11:20 perché Igor De Biasio parlerà tra le 11 e le 11:20. Io prendo spunto allora dalle ultime parole del Presidente della Commissione di Vigilanza a proposito del Corecom, che rammento, ma voi lo sapete ben meglio di me, che credo sia l'unico istituto pubblico che restituisce soldi ai cittadini. Guardate, è una cosa, non è mai stato sottolineato abbastanza il lavoro fatto dai Corecom nella conciliazione e nella restituzione di milioni di euro alla cittadinanza. Quindi a dimostrazione a proposito di come il principio di sussidiarietà applicato bene, con regole chiare, con compiti chiari, porta anche a frutti particolarmente importanti, e questo è un esempio del lavoro del Corecom. Scusate, ma ricordato. Anche perché ecco, no, cioè, se parla sempre cosa fai, dopo in realtà quando le istituzioni funzionano forse il cittadino alle istituzioni si rivolge. Ecco, questo è il punto. Chiedo anche la cortesia al professor Bercelli di raggiungerci su questo palco in modo tale che, prego professore, se vuole raggiungerci, così
Intanto diamo la parola alla coordinatrice nazionale dei Corecom, l'avvocato Sala. Prego. Grazie. Anche a lei do un 10 minuti di intervento. Va bene. Ecco, vai, va bene. Perfetto. Grazie il dottor Franzina. Ringrazio il Corecom Veneto, in particolare il presidente Marco Mazzoni Nicoletti, per aver voluto organizzare questo convegno, che è davvero un'occasione di studio da cui sono certa usciranno tante idee per la nostra attività del futuro. E ringrazio anche il past president Gualtiero Mazzi, perché ha avuto l'idea primigenia per dare l'avvio poi alla ricerca, il cui report oggi andiamo a commentare ed analizzare. Il convegno di oggi appare la sede ideale per delineare alcune considerazioni su un tema di grande attualità per il nostro settore. Mi riferisco alla ormai imminente definizione del contratto di servizio pubblico che legherà lo Stato con la RAI per il prossimo quinquennio 2023-2028. Allora, è noto che in queste settimane il Consiglio dei Ministri ha provveduto all'approvazione di un atto di indirizzo che dovrebbe delineare le linee guida per la determinazione poi dei contenuti di questo contratto di servizio. E allora mi sembra questa l'occasione per tentare di svolgere alcune riflessioni per capire se vi è coerenza tra il contenuto delle linee guida per il prossimo contratto di servizio e quelle che sono le nostre iniziative del sistema Corecom, iniziative di tipo politico in senso lato e amministrativo. Quindi una coerenza rispetto alle attività che abbiamo svolto sinora e che andremo a svolgere nel prossimo futuro. Iniziamo col valutare le premesse che sono alla base di questo atto di indirizzo del governo. Si ha la presa di coscienza di alcune importanti evidenze fattuali che impattano sulla nostra realtà. Intanto si parla dello sviluppo dei mercati, al plurale, dell'intrattenimento e dell'informazione, quindi non si pensa più solo al mercato radiotelevisivo. Poi si valuta l'incedere del progresso tecnologico e le mutate esigenze culturali, sia a livello nazionale che, come dice il documento, a livello locale. È infatti innegabile che il rapido modificarsi della tecnologia, e mi riferisco soprattutto, visto che parliamo di radio TV, l'affermarsi delle smart TV che vanno a rendere un unico tessuto quello che è la televisione tradizionale con quello che è il sistema di internet e delle grandi piattaforme, va ad impattare non solo sul mercato radiotelevisivo, non solo sui contenuti, ma anche sugli stili di vita dei cittadini, sulle abitudini. È noto, la televisione tradizionale è guardata dal pubblico più anziano, i giovani quasi non accendono più la televisione e restano su internet, usano la televisione come elettrodomestico per accedere a internet. Faccio notare che quando ha detto anziani ha guardato me, giovani ha guardato voi, prego. No, ma era solo perché dovevo muovere la testa. Noi non possiamo come sistema Corecom non tenerne conto perché ovviamente essendo istituzioni dobbiamo tenere presente quelle che sono le esigenze dei cittadini per cercare di aderire ad esse. Del resto, sempre il documento governativo dice la televisione, pur confermandosi come la principale fonte informativa della cittadinanza e pur rimanendo il media più seguito nell'ambito dell'intrattenimento, deve far fronte alla sfida rappresentata dal trend di trasferimento dell'utenza verso l'ambiente multimediale. Quindi è su questo terreno che anche l'azione dei nostri comitati deve spostarsi. Dobbiamo andare a valutare quali opere di manutenzione delle leggi statali o delle leggi regionali sia importante implementare, stimolare da parte nostra come Corecom, perché è la normativa che poi va a legittimare la nostra azione e la normativa deve necessariamente adeguarsi al mutamento di contesto, in modo tale che noi riusciamo ad essere sempre rapidi, efficaci, effettivi e riusciamo a rispondere alle esigenze della cittadinanza. Quindi abbiamo di fronte a noi, dobbiamo rendercene conto, nuovi campi d'azione e appunto, torno a dirlo, i nuovi media, internet, ma anche nuovi temi perché abbiamo la necessità di mantenere la qualità dell'informazione, siamo un po' le sentinelle, dobbiamo garantire che quello che passa sia di qualità e garantire il pluralismo informativo, che del resto sono tra i compiti più qualificanti svolti dai comitati.
Le tematiche, i contenuti nuovi sono poi quelli della transizione digitale ed ecologica del Paese, che sono oggetto di numerosi interventi normativi ed economici, tra i più incisivi mai visti nella storia della nostra Repubblica. Ora, il testo governativo individua 11 obiettivi strategici. Sono tutti interessanti, ma come sistema Corecom quelli che ci interessano di più sono ovviamente quelli che richiamano la qualità dell'informazione, anche nell'ottica del pluralismo, la tutela dei minori, anche nell'ottica del cyberbullismo. Del resto i Corecom, con la loro esperienza più che decennale, possono offrire un contributo conoscitivo concreto, frutto di esperienze sul campo. E questa è una cosa, mi piace sottolinearlo, che abbiamo solo noi, perché di cyberbullismo si parla tanto, in tanti si fregiano di averlo studiato. Noi siamo quelli che da più di 10 anni ci rimbocchiamo le maniche e affrontiamo i problemi. Quelli più gravi insieme alla polizia postale. Quelli meno gravi e soprattutto l'opera di prevenzione, che è molto importante, quella è affrontata dai Core come difficilmente ci viene riconosciuta se non ce lo diciamo tra di noi. Ma gli obiettivi che mi interessa analizzare brevemente adesso sono due. Il 4.7 in tema di disabilità. Il testo governativo dice che la concessionaria del servizio pubblico ha il compito di garantire l'accesso ai diversi generi della programmazione anche da parte di coloro che a causa della disabilità necessitano di tecnologie assistive e di configurazioni particolari. Ora, disabilità, mi viene in mente il fatto che si potrebbe ad esempio introdurre la LIS, il linguaggio dei segni, oppure la sottotitolazione nelle trasmissioni regionali, ad esempio nelle trasmissioni dell'accesso. Ora, una settimana fa c'è stata l'audizione del ministro Giorgetti alla Commissione di Vigilanza RAI e nel corso dell'audizione un senatore ha sottolineato l'importanza di questo obiettivo. Non faccio nomi, solo cognomi, il senator Bergesio, e ha ricordato il fatto che il Corecom di una grande regione, che inizia per L e finisce per A, aveva chiesto alla RAI di introdurre i sottotitoli alle trasmissioni dell'accesso, cosa che è stata concessa in via sperimentale solo per 6 mesi, e dopo la RAI ha detto: se li volete ancora dovete pagare. Come servizio pubblico RAI, questo è il modo in cui fate fronte alle esigenze dei cittadini. Questo è un tema che va affrontato e noi Corecom non dobbiamo mollare su questo punto, dobbiamo sottolinearlo. Per fortuna il governo lo ha evidenziato nei punti strategici. E altro obiettivo strategico che forse interessa ancora di più in questo contesto è il 4.4, la promozione e valorizzazione dei territori e delle unicità culturali. E qui il governo impegna il futuro contratto di servizio a prevedere specifici obblighi da porre in capo alla RAI per la promozione e valorizzazione, in Italia come all'estero, dei territori e delle unicità culturali, paesaggistiche, agroalimentari ed enogastronomiche italiane, nonché della storia, tradizioni, cultura, borghi, montagne, isole minori della nostra penisola. Mi sembra che stiamo parlando delle regioni, o leggo male io? È il territorio locale. Si pongono quindi le basi, anche in questo atto governativo, per valorizzare nel servizio pubblico radiotelevisivo, e parliamo di contratto di servizio nazionale, valorizzare la dimensione regionale del Paese. L'Italia è un insieme di regioni, ognuna diversa dall'altra, abbiamo una biodiversità ricchissima e speriamo di tutelarla e di valorizzarla sempre di più. Del resto sappiamo che i programmi regionali sono seguitissimi, hanno un indice d'ascolto altissimo. La tabella che vedete è una tabella aggiornata fornita da RAI, Direzione Generale Marketing Strategico, e dimostra che i programmi regionali tra i TGR e il Buongiorno Regione oscillano attorno al 15% come share di media, ed è altissimo. Che cosa vuol dire? I numeri lo dimostrano. Le persone, i cittadini hanno esigenza di informazione locale, di informazione di prossimità. In un mondo sempre più globalizzato e sempre più spostato su internet, si avverte ancora di più l'esigenza della informazione di prossimità. E allora, per richiamare il principio di sussidiarietà citato dal Presidente Barachini e quest'idea delle istituzioni vicine ai cittadini che rispondono alle loro esigenze, allora è un'esigenza che deve essere colmata, questa della informazione locale, informazione regionale. Mi avvio alla conclusione di questo breve intervento, senza voler esprimere un giudizio di valori
sul contenuto dell'atto di indirizzo del governo perché non mi compete. Semplicemente vorrei constatare l'importanza dei punti che sono stati introdotti e sono sicuramente apprezzabili i numerosi riferimenti al mercato dei contenuti multimediali e digitali, la presa d'atto delle nuove sensibilità e delle necessità informative e culturali della nostra società e i riferimenti alla valorizzazione della dimensione regionale del nostro Paese, che è il tema su cui certamente il sistema dei Corecom può dare un contributo. Come immaginare una valorizzazione della dimensione regionale? Si potrebbe lavorare su 3 profili, ampliando ad esempio l'offerta dei programmi regionali già esistenti, Buongiorno Regioni, TGR, creando magari ulteriori programmi regionali nei centri di produzione regionali. Del resto questo succede nelle regioni a statuto speciale, perché non pensarlo anche per le regioni a statuto ordinario? E poi, come ha già citato il Presidente Barachini, la piattaforma di Rai Play, in cui si potrebbe pensare a questa grande vetrina, questa divisione per canali, regione per regione, in cui far confluire i contenuti già esistenti, i ricchissimi contenuti delle teche Rai, i contenuti che via via si vengono a creare sui temi delle regioni, in modo tale che chiunque possa sempre avere a disposizione questa grande ricchezza, questo patrimonio del sistema audiovisivo. Questo è il momento cruciale per noi per ottenere questi risultati, perché è proprio in questi giorni, in questo periodo, che si va a delineare, a definire il contratto di servizio Rai. E quindi noi come sistema Corecom dobbiamo cercare di offrire il nostro apporto al processo di traduzione di questi principi in norme contrattuali che tengano conto delle nostre istanze. Quindi questo è il nostro compito che dovremmo affrontare già in queste settimane e rispetto al quale, ne sono certa, anche nel corso di questa giornata di studi emergeranno spunti e ipotesi concrete. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per la estrema capacità di sintesi e adesso passiamo la parola all'autore del report che ha ispirato la giornata odierna, il professor Berzelli dell'Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Prego, professore. Grazie mille per questo invito. E innanzitutto grazie veramente al Corecom Veneto per aver voluto, al presidente attuale, al presidente precedente, per aver voluto operare questa attività assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Ecco, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona vuole non solo continuare a svolgere la propria attività di ricerca e di insegnamento agli studenti, ma vuole essere anche un fattore un ente che collabora con il territorio per appunto portare avanti ricerche che possono essere di interesse concreto per il territorio e per gli enti della Regione Veneto. Quindi innanzitutto grazie al Corecom del Veneto. In secondo luogo sottolineo come questa ricerca ha portato alla pubblicazione di un volume della collana dell'Università di Verona intitolato L'informazione nel divario territoriale, il ruolo dei pubblici poteri, un volume al quale hanno però collaborato professori e ricercatori di tante università italiane, dalla Sicilia alla Lombardia al Lazio. Infine voglio evidenziare come questa ricerca è stata condotta innanzitutto, è una ricerca di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto amministrativo, quindi il metodo che noi abbiamo utilizzato e quindi i limiti, come dire anche il contenuto e i limiti della nostra ricerca attengono al diritto costituzionale e al diritto amministrativo. È una ricerca giuridica, ecco, che non affronta le tematiche da altri punti di vista, ma si limita al profilo giuridico. E appunto dal punto di vista giuridico e dal punto di vista del diritto amministrativo, questo nostro lavoro parte da alcuni presupposti e arriva ad alcune considerazioni finali. Quali sono i presupposti giuridici dai quali noi siamo partiti e che voglio qui chiarire? Il primo presupposto è che il servizio radiotelevisivo è un servizio pubblico in senso giuridico. Il secondo è che la RAI, concessionaria di questo servizio, pur avendo la forma di società di capitali, viene ricostruita dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza come ente pubblico.
quindi è un soggetto che formalmente è una società di capitali, ma nella sostanza è un ente pubblico. Il terzo presupposto attiene proprio ai servizi pubblici in generale. I servizi pubblici in generale possono essere servizi pubblici statali, possono essere servizi pubblici regionali, come ad esempio il servizio sanitario, o possono essere servizi pubblici locali. Quindi la circostanza che un servizio sia un servizio pubblico significa che può attenere a diversi livelli territoriali. Infine, l'ultimo presupposto è che il nostro ordinamento è un ordinamento autonomista ed è un ordinamento in costante evoluzione, nel senso proprio autonomistico, perché il compito della Repubblica, come noi sappiamo dai principi fondamentali della nostra Costituzione, uno dei compiti della Repubblica è non solo quello di riconoscere, ma anche quello di promuovere le autonomie locali. E questo carattere autonomista del nostro ordinamento, questa promozione delle autonomie locali, comprende e coinvolge anche i servizi pubblici. Quindi anche la sfera dei servizi pubblici è una sfera che viene, come dire, coinvolta da questa esigenza di valorizzazione e di promozione delle autonomie locali. Ecco, questi sono i presupposti che adesso analizzerò, ma vi voglio introdurre anche quali sono le considerazioni, le tre considerazioni conclusive alle quali noi siamo arrivati dal punto di vista giuridico. La prima è stata quella di evidenziare come fin dagli anni 70 vi è sempre stato un rapporto nell'evoluzione del nostro ordinamento, vi è sempre stato un rapporto tra riforme generali volte a valorizzare il ruolo delle autonomie locali e delle regioni in particolare, e dall'altra parte il tentativo di riconoscere un ruolo delle regioni nell'organizzazione e gestione del servizio radiotelevisivo. Quindi il tentativo di valorizzare le regioni nel servizio radiotelevisivo è sempre andato di pari passo, come dire, con la volontà di valorizzare in generale il ruolo delle regioni nel nostro ordinamento. Il secondo elemento, la seconda considerazione conclusiva, è coerente con la prima ed è quella di evidenziare come oggi, di fronte alle richieste di autonomia regionale differenziata che ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione alcune regioni, a partire dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia-Romagna, hanno avanzato, ecco, queste richieste di autonomia regionale differenziata coinvolgono anche il servizio radiotelevisivo. E quindi anche in questo momento, cioè nel momento in cui si sta portando avanti questo nuovo ragionamento di autonomia regionale differenziata in via generale, questo ragionamento generale coinvolge anche la specificità del servizio radiotelevisivo. La terza considerazione, che è certamente quella più importante, è quella di evidenziare come oggi, ed è già stato detto, il servizio radiotelevisivo dal punto di vista tecnico ed economico è qualcosa di profondamente diverso da ciò che era in passato. Vi è stata un'evoluzione tecnica del servizio radiotelevisivo nel senso di servizio multimediale e questo è decisivo, può rivelarsi decisivo ai fini del processo di progressiva regionalizzazione del servizio. Cioè oggi, se veramente lo Stato e le regioni avessero la volontà politica di operare una parziale, sia pur parziale, regionalizzazione del servizio radiotelevisivo, oggi questo sarebbe tecnicamente ed economicamente assai più agevole e facile che non in passato. Allora parto, dopo questa breve, come dire, introduzione dei presupposti e delle considerazioni, parto ad analizzare i singoli presupposti e le singole considerazioni finali che trovate nella nostra relazione e nel nostro volume. Il primo presupposto, dicevo, riguarda la circostanza che il servizio radiotelevisivo è tecnicamente, dal punto di vista del diritto amministrativo, un servizio pubblico.
Questo è importante evidenziare come nel servizio radiotelevisivo sono presenti tutti gli elementi caratterizzanti della nozione giuridica di servizio pubblico. Il servizio radiotelevisivo è rivolto a soddisfare interessi collettivi assunti come pubblici dall'ordinamento, come deve essere per un servizio pubblico. Il servizio radiotelevisivo si concretizza nello svolgimento di un'attività di prestazione di beni e servizi, come appunto proprio del servizio pubblico. Perché cos'è il servizio pubblico? È un'attività delle pubbliche amministrazioni che non si concretizza nello svolgimento di funzioni amministrative, cioè nell'adozione di provvedimenti amministrativi, ma si concretizza nella prestazione a favore della collettività di beni e servizi. Ma è comunque un'attività pubblica, di pubblica amministrazione, è per questo che viene definita servizio pubblico. Terzo, il servizio radiotelevisivo è un servizio pubblico perché è in titolarità di una pubblica amministrazione ed è organizzata tramite forme tipiche di gestione. Cioè la gestione dei servizi pubblici dal punto di vista giuridico è caratterizzata dalla tipicità delle forme di gestione e infatti il servizio pubblico radiotelevisivo è organizzato attraverso lo strumento della concessione amministrativa, che è una forma tipica di gestione dei servizi pubblici. Come voi sapete, sto dicendo delle cose scontate, ma che dal punto di vista giuridico, come dire, vanno puntualizzate perché poi sono la base giuridica del nostro ragionamento, quindi sono cose che noi sentiamo sempre dire, no? La RAI è concessionaria, ma che cosa vuol dire la RAI è concessionaria? Vuol dire una cosa molto precisa, che appunto il servizio pubblico radiotelevisivo è un servizio pubblico ed è esercitato attraverso forme tipiche di gestione, tra cui la concessione. Concessione a cui, come sempre, si affianca, come in tutte le concessioni di servizio pubblico, un contratto di servizio. Perché appunto la concessione di servizio pubblico è una fattispecie complessa costituita da un provvedimento amministrativo di concessione e da un contratto di servizio che disciplina tutti gli elementi, come dire, di questo rapporto. Quindi il soggetto gestore, la RAI, è un soggetto giuridicamente tenuto a svolgere l'attività e a svolgerla secondo determinati parametri che sono fissati in un contratto di servizio. Quindi c'è una giuridica doverosità di svolgimento dell'attività e di svolgimento dell'attività secondo determinati parametri. Questo perché è un'attività giuridicamente di servizio pubblico. Il secondo presupposto, dicevo, è coerente con il primo e attiene alla natura giuridica del soggetto concessionario, cioè della RAI. Anche questo è un fatto scontato, ma vale la pena di puntualizzarlo. Scrivere questa relazione, fare questo studio, è stato l'occasione per rileggere un articolo di Mario Nigro del 1976, pubblicato sul Foro Amministrativo del 1976, in cui Mario Nigro, che è uno dei grandi maestri del diritto amministrativo italiano, ha pubblicato su una rivista un parere pro veritate che era stato chiesto a lui di scrivere sulla natura giuridica della RAI. E nel 1976 Mario Nigro dimostra come la RAI, pur avendo la forma di società di capitali, in realtà ha natura di ente pubblico e questo non è privo di conseguenze. Mario Nigro evidenzia come effettivamente in origine il rapporto tra lo Stato e la RAI nasce come una vera e propria concessione amministrativa a un soggetto privato, in quanto il servizio viene affidato in concessione alla RAI nel 1924 in seguito allo svolgimento di una gara, come bisogna sempre fare una gara quando si affida in concessione un servizio a un soggetto privato. Una gara nella quale l'offerta della RAI, che allora si chiamava URI, era apparsa la più conveniente per l'amministrazione e per gli utenti, per cui effettivamente all'inizio della storia, all'inizio di questa storia, l'URI ex RAI, era un soggetto privato che svolgeva questo servizio perché aveva vinto con gara una concessione secondo lo schema classico della concessione affidata a un soggetto privato. Però con il passare del tempo la struttura originaria di questa concessione viene alterata,
nel senso che cresce sempre di più l'ingerenza dello Stato nell'attività del concessionario. E così si arriva alla legge 103 del 1975, dove si stabilisce espressamente che il servizio radiotelevisivo viene svolto mediante un atto di concessione affidato ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica. Cioè si stabilisce che la concessionaria deve essere necessariamente a totale partecipazione pubblica. E così inizia la storia della RAI come società, ma non come società non di diritto comune, quindi non disciplinata dal Codice Civile, ma come una società legale, ossia disciplinata da una legge speciale, prescindendo dal modello generale del Codice Civile. E così Nigro nel 1976, in questo parere, può arrivare ad affermare la natura pubblica della RAI, in quanto essa, cito testualmente Nigro, possiede uno status organizzativo particolare rispetto a quello proprio del tipo di persone giuridiche cui appartiene, cioè delle società di capitali disciplinate dal Codice Civile, uno status giuridico il quale rivela che cosa? Rivela l'interesse dello Stato per l'ente e quindi in definitiva denuncia l'appartenenza di questo ente all'organizzazione pubblica. Quindi interesse, status organizzativo particolare, interesse dello Stato per questo ente e appartenenza di questo ente all'organizzazione pubblica. Quindi nella RAI effettivamente, se ci riflettiamo, c'è uno status organizzativo particolare che la lega allo Stato e c'è un'operatività necessaria, cioè un suo dovere istituzionale di agire per la cura dell'interesse pubblico. E quindi non c'è molto in comune tra la RAI SpA e il modello generale delle società di capitali. E sulla base di queste argomentazioni, dunque, Nigro arriva a concludere che la RAI, per quanto abbia la forma di società di capitali, ha sostanzialmente natura di ente pubblico. E d'altronde anche oggi, se arriviamo alle più recenti sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato, tutte affermano che la RAI ha natura sostanziale di organismo di diritto pubblico, che è un po' la denominazione che oggi diamo agli enti pubblici, la denominazione che arriva dal diritto comunitario. Quindi questa intuizione, come dire, di Nigro del 1976 trova riscontro nelle più recenti sentenze della Cassazione Sezioni Unite e del Consiglio di Stato. Ecco, ma perché ho detto questo? Perché questo ragionamento? Perché la circostanza che la RAI abbia una sostanziale natura di ente pubblico rileva, a mio giudizio, ai nostri fini, perché la natura di ente pubblico consente al legislatore di valorizzare come e quando vuole nella governance della RAI il ruolo delle regioni. Cioè, essendo nella sostanza un ente pubblico, l'assetto organizzativo della RAI può essere disegnato dal legislatore a suo piacimento. Il legislatore può sempre modificarne l'organizzazione e la struttura e può farlo appunto anche per valorizzare il ruolo delle regioni. Perché questo? Perché gli enti pubblici, per loro natura, per principio generale del diritto amministrativo, sono retti dal principio di atipicità. Gli enti pubblici sono retti dal principio di atipicità, infatti non esiste l'ente pubblico, esistono gli enti pubblici, ognuno diverso dall'altro, ognuno disegnato dal legislatore diversamente dall'altro. Quindi il legislatore nel disegnare un ente pubblico non deve rispettare schemi rigidi e predeterminati. Se si costituisce una società bisogna rispettare lo schema della società, SRL o società per azioni, eccetera. Invece nel disegnare un ente pubblico il legislatore può conformare l'ente a seconda delle specifiche esigenze, a seconda dello specifico interesse pubblico e quindi anche a seconda dello specifico interesse pubblico che deve essere perseguito da quell'ente in quel momento storico. Ecco, allora se la RAI è stata disegnata in un certo modo negli anni 70, 80, 90, non è detto che debba essere disegnata allo stesso modo nel 2020, perché non c'è un vincolo giuridico in questo senso, perché prevale il principio di atipicità dell'ente pubblico. Il terzo presupposto del mio ragionamento attiene alla
storicità e dinamicità dei servizi pubblici. Cioè, perché è importante sottolineare che il servizio radiotelevisivo è un servizio pubblico? Perché allora capiamo subito che esso condivide, che il servizio radiotelevisivo condivide con la generalità dei servizi pubblici il carattere della storicità e della dinamicità, cioè della sua naturale evoluzione nel tempo. Qual è la caratteristica fondamentale dei servizi pubblici? È che la loro titolarità e quindi la loro organizzazione è in capo ad un ente territoriale che garantisce questo servizio nell'interesse della propria comunità. Ora, l'ente territoriale può essere lo Stato, ma possono essere anche le regioni, così come possono essere i comuni e le province. E nell'evoluzione del nostro ordinamento è normale che nel corso del tempo l'organizzazione di un servizio pubblico cambi, che l'organizzazione di un servizio pubblico passi da un livello territoriale ad un altro livello territoriale. Questo è normale nel nostro ordinamento. Il servizio pubblico sanitario a un certo punto da statale è divenuto regionale. In principio era in capo ai comuni, poi è divenuto statale e poi è divenuto regionale. I servizi idrici e il servizio di raccolta dei rifiuti per 100 anni sono stati servizi pubblici comunali e poi negli anni 90, con la legge Galli del 94 e il decreto Ronchi del 97, sono diventati servizi pubblici sovracomunali, tendenzialmente di dimensione provinciale, però obbligatoriamente sovracomunali, non sono più servizi pubblici comunali. Il servizio autostradale, abbiamo fatto una ricerca sempre qui nell'ambito del Veneto per CAV e per la Regione Veneto. Il servizio autostradale è ancora oggi un servizio statale, però la Regione Veneto nelle sue istanze di autonomia differenziata ha avanzato anche la richiesta della titolarità del servizio autostradale, che potrebbe passare in titolarità alla Regione, la quale lo potrebbe gestire attraverso proprie società in house, ad esempio potrebbe costituire una holding regionale attraverso la quale gestire i vari servizi autostradali. Ecco, quindi ci sono già anche per altri servizi pubblici, come appunto dicevo il servizio autostradale, ci sono istanze della Regione Veneto di autonomia differenziata, nel senso di portare un servizio che ancora oggi è considerato un servizio statale, portarlo a divenire un servizio regionale. Ecco, questo potrebbe accadere anche per il servizio pubblico radiotelevisivo, che potrebbe vedere valorizzato il ruolo delle regioni nella sua organizzazione e nella sua gestione. E questo, ripeto, è coerente con la nozione generale di servizio pubblico, con la natura del servizio pubblico, perché l'assetto organizzativo di un servizio pubblico per sua natura può e deve evolvere nel tempo per adattarsi ai mutamenti delle esigenze e ai mutamenti degli interessi pubblici da perseguire. Perché il principio fondamentale della nozione giuridica di servizio pubblico è il principio di adeguatezza. Adeguatezza nel tempo e quindi necessaria evoluzione nel tempo. Ecco, questi sono i presupposti dai quali siamo partiti: nozione di servizio pubblico, natura giuridica della RAI come ente pubblico, necessità di costante adeguatezza e quindi evoluzione nel tempo della nozione di servizio pubblico e quindi potenziale evoluzione anche della nozione di servizio radiotelevisivo. Partendo da questi presupposti ci siamo concentrati su 3 considerazioni. La prima considerazione, tutte e 3 le ho già accennate, adesso le voglio approfondire. La prima considerazione è quella che vuole evidenziare come nel nostro ordinamento tutte le volte in cui vi è stata una spinta a regionalizzare, nel senso della regionalizzazione, ecco, si è provati a inserire in questo filone anche il servizio radiotelevisivo, senza grandi successi, ma si è provato. Nei primi anni 70, nel momento immediatamente successivo all'operatività delle regioni, diverse regioni hanno avanzato proposte per coinvolgere le regioni nella formazione del consiglio direttivo della RAI e così l'imparziale accoglimento di queste istanze regionali
la legge 103 del 1975, che ho già citato, appunto ha accolto alcune proposte provenienti dalle regioni e ha previsto l'istituzione, come dire, dei genitori dei Corecom, i Corerat, che erano i comitati regionali del servizio radiotelevisivo. Quindi venne prevista l'istituzione presso ogni regione del comitato regionale radiotelevisivo, così come era prevista la designazione da parte dei consigli regionali di 4 membri del consiglio di amministrazione della RAI. E sempre nel 1979 prese avvio la terza rete RAI, che avrebbe dovuto rappresentare il primo passo del processo di progressiva regionalizzazione del servizio radiotelevisivo. Quindi già nei primi anni 70, nel momento in cui vengono istituite e diventano operative le regioni, ecco, le regioni si preoccupano, o comunque c'è un invito delle regioni a essere coinvolte nella gestione, nell'organizzazione e nella gestione del servizio radiotelevisivo. Il secondo momento di grande riforma, che appunto vede coinvolto anche il servizio radiotelevisivo, avviene negli anni 90, dove in particolare nel 1994 e nel 1997, voi vi ricordate, negli anni 90 si introdusse nel nostro ordinamento il concetto, il principio del federalismo amministrativo a Costituzione invariata. Cioè, in attesa di riforme costituzionali che modificassero il titolo quinto della parte seconda della Costituzione, che poi è stato modificato nel 2001, si disse con le leggi Bassanini, intanto introduciamo il federalismo a livello di titolarità delle funzioni amministrative. In attesa di poter fare un maggior federalismo a livello di potestà legislativa, per far la quale appunto bisogna cambiare la Costituzione, introduciamo a livello amministrativo il principio di sussidiarietà verticale, che poi è stato introdotto nel 118 nel 2001, e operiamo un decentramento forte e potente di funzioni amministrative a Costituzione invariata. Questa è la legge Bassanini 59 del 97, 127 del 97. Ecco, in quel momento si provò a operare, a coinvolgere in questo processo di federalismo anche la RAI, anche se poi dopo c'è stato un quesito referendario sulla privatizzazione della RAI del 1995 che in fondo un po' ha fermato questo processo anche negli anni 90. Il terzo momento di evoluzione generale è quello della riforma del titolo quinto, parte seconda della Costituzione nei primi anni 2000. Che cosa succede nei primi anni 2000? Succede che nel modificare l'articolo 117 della Costituzione e nell'introdurre nuove materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, viene inserita la materia dell'ordinamento della comunicazione. Viene inserita la materia dell'ordinamento della comunicazione che comprende il settore radiotelevisivo e questa materia, ripeto, viene affidata alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Che cosa vorrebbe dire in teoria potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni? Se leggete l'articolo 117 è chiarissimo. Nelle materie concorrenti la potestà legislativa appartiene alle regioni, c'è scritto, virgola, salvo il rispetto dei principi fondamentali. Quindi la potestà legislativa in materia di radiotelevisione avrebbe dovuto essere dal 2001 in poi di competenza delle regioni, virgola, salva la determinazione, ma però di competenza delle regioni. Ecco, questo avrebbe potuto cambiare radicalmente il ruolo delle regioni nel servizio radiotelevisivo, valorizzando appunto la potestà legislativa regionale. In realtà l'evoluzione dottrinale della giurisprudenza della Corte Costituzionale, come per molte altre materie, ha immediatamente, ristretto, richiuso questa apertura, perché in realtà la materia dell'ordinamento della comunicazione è stata fatta rientrare in via interpretativa nell'alveo delle materie ad uniformità garantita, affidate alla legislazione statale con meri spazi interstiziali di differenziazione regionale.
Quindi, come dire, è stata data un'interpretazione molto particolare e molto restrittiva di questa nuova materia affidata alla potestà legislativa delle regioni, come è stato fatto per tante altre materie. Sì, in realtà, insomma, come sapete, anche l'elenco delle materie del 117 erano materie veramente scritte un po' a caso, nel senso che nessuno sapeva cosa volesse dire quella materia o quell'altra materia. Quindi in realtà non è stata scritta bene il nuovo titolo quinto parte seconda della Costituzione, è stato fatto in fretta, non è stato scritto bene, e quindi quando sono state scritte queste nuove materie non si sapeva con certezza che cosa si voleva dire. Quindi in realtà ci si è affidati all'interpretazione della Corte Costituzionale, che, se voi vedete, negli anni successivi al 2001 ha iniziato a fare centinaia di sentenze, una cosa impressionante, per riuscire a spiegare allo Stato e alle regioni, che si rimbalzavano le questioni, diciamo, per riuscire a spiegare allo Stato e alle regioni che cosa volessero dire quelle materie. E quindi è la Corte Costituzionale che ha deciso, diciamo, cosa voleva dire ordinamento della comunicazione, e ha pensato che fosse prevalente un'esigenza di uniformità rispetto a quella della differenziazione. Questa è la sensibilità, è stata la sensibilità nei primi anni 2000 della Corte Costituzionale. Quindi, nonostante questa riforma del 2001, gli equilibri relativi all'organizzazione e alla gestione del servizio pubblico radiotelevisivo sono rimasti sostanzialmente inalterati. E la prova è che il contratto di servizio sottoscritto nel 2003, nonostante, diciamo, prese di posizione della conferenza dei presidenti dei consigli regionali, confermò un ruolo del tutto secondario delle regioni nella programmazione radiotelevisiva. Quindi, nonostante la riforma costituzionale del 2001, il contratto di servizio del 2003 conferma una sostanziale marginalità delle regioni. Ecco, novità importante nell'evoluzione del contesto storico-istituzionale, l'approvazione del testo unico sulla radiotelevisione, il decreto legislativo 177 del 2005, in particolare l'articolo 46 di questo decreto legislativo, che introduce una novità potenzialmente importante, cioè riconosce la legittimazione delle regioni e delle province autonome alla stipula di contratti di servizio regionali con la RAI. E vedremo che, appunto, questo elemento del contratto di servizio regionale, come dire, è un elemento importante che valorizzeremo nell'ultimo passaggio nella nostra relazione. Ecco, anche se questo articolo 46, come sempre, subordina la conclusione di questi contratti regionali a una molteplicità di condizioni previste dalla legge che nei fatti, se si riesce, possono bloccare. Professore, la fermo un attimo perché abbiamo problemi di collegamento con Roma. Sì? Quindi io darei per una decina di minuti la parola problema. E dopo ripartiamo da questo passaggio. Perfetto. Mi scuso con voi, in modo tale da poter sentire anche il dottor De Biasio, consigliere di amministrazione della RAI, che, ecco, ci scusi per il ritardo. Prego. Grazie, mi sentite? Benissimo, grazie. Sì, benissimo. Perfetto, grazie. No, scusate questo mio intermezzo, e grazie che avete trovato questo spazio in questo momento. Il tema che toccate è un tema fondamentale per l'azienda. Io, come consigliere d'amministrazione, ho l'onere e l'onore anche di raccontarvi come queste tematiche possono essere incardinate nel piano industriale della RAI. Nel senso che oggi il Consiglio di amministrazione RAI sta definendo quello che è il piano industriale dei prossimi anni, e quindi è il momento giusto in cui inserire questa discussione e provare a cambiare, provare a innovare. Mi sono posto una domanda sin da quando sono entrato nel Consiglio di amministrazione ormai 4 anni fa, ed è: perché valorizzare il racconto dei territori regionali? Perché ha senso fare questa operazione? Ha senso perché è quello che ci chiede anche la gente. È quello che ci chiedono i territori, che ci chiede la nostra popolazione. E lo dico non tanto così come un discorso alto, teorico, ma con un dato pragmatico. Cioè, oggi il TGR, la testata regionale, i nostri telegiornali regionali sono tra i telegiornali più visti.
raggiungono le percentuali di share quasi del TG1, il che significa che le nostre persone, soprattutto poi durante la pandemia, quando i problemi vengono vissuti con più emozione ancora da parte delle persone, la testata regionale è la testata a cui si rivolgono le nostre popolazioni per avere le notizie più credibili, più vicine a loro. Ma non solo parlo di TGR, ma parlo anche di un momento che si chiama Buongiorno Regione, e che è un momento in cui le testate regionali raccontano i propri territori con una capacità di storytelling e di racconto di quello che accade nelle nostre regioni incredibile, tanto che raggiunge punti di share quasi del 20%. Ed è un programma fatto dalle regioni visto nelle regioni. Quindi un po' come il telegiornale regionale, anche Buongiorno Regione rappresenta quel tipo di filone, ma è un programma informativo di intrattenimento. Quindi perché valorizzare le regioni, oltre che per un aspetto istituzionale? Perché è quello che ci chiede la nostra gente. Quindi partendo da lì, come possiamo farlo? Come possiamo valorizzare il racconto dei territori? Beh, oggi qualcosa di simile avviene nelle regioni a statuto speciale. Ci sono delle convenzioni fatte con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per cui le regioni a statuto speciale, dalla Valle d'Aosta al Friuli, all'Alto Adige, anche la Sardegna nell'ultimo periodo, forse solo la Sicilia resta fuori da queste convenzioni, hanno la possibilità di trasmettere dei contenuti su Rai 3 dedicati, il Sud Tirolo molto di più rispetto poi a Valle d'Aosta e Friuli e Sardegna, con dei contenuti video o radio in lingua locale, ma non solo, in cui il racconto del territorio viene fatto dal territorio. Ecco, allora prendendo questo esempio, che è qualcosa che già in Rai avviene, secondo me ci sono pragmaticamente 3 modi per riuscire a raccontare il territorio. Io sto provando a inserire questo concetto nel piano industriale della Rai. Il primo è usare gli strumenti che già abbiamo per aiutare il racconto del territorio. Cioè Rai Play, che sapete è la nostra piattaforma digitale che ha oltre 20 milioni di iscritti, quindi fondamentalmente quasi tutte le famiglie italiane hanno accesso a Rai Play per i contenuti della Rai. In un modo molto semplice si potrebbero andare a ricatalogare i programmi già oggi presenti su Rai Play con un tag, con un riferimento e una classificazione regionale. Cioè io potrei entrare su Rai Play e filtrare per Veneto, Lombardia, Sicilia o Sardegna e trovare i contenuti non solo della TGR che riguardano la mia regione, ma anche dei contenuti di intrattenimento. Penso magari alle puntate di Linea Verde, Linea Bianca, realtà che raccontano il mio territorio. Potrei poter accedere a quei contenuti che parlano della mia regione o della regione dove voglio andare in vacanza, per fare un esempio, ma valorizzandole. E questo è molto semplice. I contenuti ci sono già, serve solo una riclassificazione. Secondo modo, come le regioni a statuto speciale hanno dei contenuti dedicati, Rai 3, che è il canale della Rai che è regionalizzabile, potrebbe diventare luogo dove altre regioni, a questo punto a statuto ordinario diciamo, potrebbero costruire delle convenzioni con Rai per dei programmi che raccontino il territorio. Questo oggi è già possibile. Cioè, Regione Veneto, per fare un esempio, voi che ospitate questo convegno, potrebbe sedersi con Rai e fare una convenzione in cui si dice: guarda, nello stesso momento in cui il Sud Tirolo, l'Alto Adige manda in onda i suoi programmi su Rai 3, facciamo che anche la Rai stacca il segnale nazionale e nel Veneto manda dei contenuti prodotti dalla sede regionale del Veneto. Ecco, questo è già possibile ed è un metodo secondo me interessante. Altro invece strumento che abbiamo è quello di far nascere nuovi programmi come Buongiorno Regione, quindi in accordo con la TGR, che vengano fatti dalla regione per la regione. Vi porto, diciamo così, un'idea, un'ispirazione. Nulla vieta che la Rai oggi faccia in accordo tra la TGR e la Direzione Approfondimento Informativo un programma su Rai 3 in seconda serata di politica regionale, in cui io racconto, attraverso un programma di informazione, cosa succede nella regione Veneto ai veneti, nella regione Piemonte ai piemontesi, nella regione Lazio a chi abita al Lazio, in cui io su Rai 3 in seconda serata non ho più un programma nazionale, ma un programma regionale di politica, fatto nella mia regione per la mia regione. Oppure, come abbiamo Geo & Geo nazionale, potrebbe esserci un Geo & Geo regionale, fatto dalla TGR con la direzione Rai Cultura.
Ecco, queste sono modalità già fattibili, già realizzabili, che io come consigliere d'amministrazione sto provando a portare avanti nel piano industriale, ma che secondo me assieme, se le riteniamo utili, possiamo fare la giusta pressione affinché si porti avanti il racconto dei territori. Quindi, in molta sintesi, secondo me, il racconto va fatto. Va fatto perché è un impegno istituzionale e perché la gente ce lo chiede. Premia i programmi che parlano della regione. Come farlo? Possiamo costruire già oggi delle meccaniche, una riclassificazione dei programmi su RaiPlay per semplificare l'accesso, delle convenzioni Regione-RAI, oppure un allargamento a nuovi programmi stile Buongiorno Regione. Ecco, in estrema sintesi io vi ringrazio, lascio questo contributo e spero che assieme potremo portare avanti la valorizzazione dei territori delle nostre regioni e vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato oggi. Buon lavoro a tutti. Siamo noi che la ringraziamo anche per la sintesi e per la disponibilità che ci ha dato. Allora adesso riprendiamo, o volete fare il coffee break e riprendiamo dopo? Ma io ho solo 5 minuti. E allora sopportiamo questi 5 minuti. No, perché prima, quando aveva iniziato a parlare dell'evoluzione del servizio pubblico, a me viene in mente la legge Crispi del 1890 che configurava l'assistenza sociale, come si è evoluta nel tempo, e la stavo seguendo, e adesso anche seguendo il contributo del Consiglio di amministrazione della RAI mi venivano in mente anche delle cose di una comicità estrema, perché permettetemi di riportare non all'alveo del diritto, che lo sta facendo in maniera più che eccellente il professore, ma alla realtà dei fatti. Qui, prima della pandemia, fu fatta una mostra eccezionale su Tintoretto. Chi ha prodotto i servizi televisivi? Sky Arte. Non la RAI, Sky. La cosa più buffa, a Roma, Gallerie del Quirinale, grande mostra su Raffaello, che buona parte dell'Italia non ha visto perché eravamo nel pieno del Covid, 3 filmati, cioè un film, 3 filmati, Sky Arte alle Gallerie del Quirinale in collaborazione con i Musei Vaticani, film a proposito di servizio pubblico, che a quel punto avrebbe avuto ancora maggior ragione perché nessuno poteva vedere quella mostra se non in una maniera nefanda, 5 minuti per stanza, no? Servizio, Gallerie del Quirinale, cioè nella casa del Presidente della Repubblica, chi è che va a fare i filmati e li mette in onda? Sky Arte. A proposito, che poi non è nient'altro che la contraddizione che diceva prima la coordinatrice dei Corecom, chiediamo il servizio della lingua dei segni, dei sottotitoli per i non udenti e ci fanno il contratto per 6 mesi, dopo basta, chi si è visto si è visto. Riprendiamo scusi se l'ho interrotta. No, benissimo, grazie. Veramente abbiamo quasi concluso. Allora, le considerazioni conclusive, appunto. La prima, abbiamo detto, abbiamo studiato questo rapporto nell'evoluzione del nostro ordinamento tra istanza regionalista, fasi di istanze di regionalismo e coinvolgimento del settore radiotelevisivo. A questo punto arriviamo al secondo risultato, che è più di attualità, cioè quello di evidenziare come di fronte alle richieste di autonomia regionale differenziata, soprattutto la richiesta presentata dal Veneto e dalla Lombardia, anche il servizio radiotelevisivo può essere coinvolto in questo processo che si svolge sulla base dell'articolo 116 della Costituzione. Infatti la Regione Veneto, nell'ambito delle sue proposte avanzate al Governo, ha formalmente richiesto allo Stato l'assegnazione di una quota del canone RAI determinata in relazione al numero delle utenze presenti nel territorio per poter realizzare quale obiettivo? La diffusione e la conoscenza delle peculiarità delle diverse comunità locali del Veneto in ambito nazionale e internazionale. Quindi siamo in un momento dell'evoluzione del nostro ordinamento nel quale l'attuazione dell'autonomia regionale differenziata prevista dall'articolo 116 della Costituzione può aprire
un nuovo spazio istituzionale per realizzare la regionalizzazione, o almeno una parziale regionalizzazione del servizio radiotelevisivo. Quindi esiste questa correlazione tra articolo 116 della Costituzione e servizio radiotelevisivo. Ecco, questo è massimamente possibile, come abbiamo sentito anche adesso, alla luce della terza considerazione, cioè del fatto che dal punto di vista tecnico il servizio radiotelevisivo è cambiato. Cioè noi abbiamo visto come dal punto di vista giuridico una differenziazione regionale oggi sarebbe perfettamente coerente sia con il tradizionale principio autonomista del nostro ordinamento, sia con il nuovo titolo quinto della Costituzione, sia con i principi generali del diritto amministrativo che reggono l'attività di servizio pubblico e quindi anche di servizio radiotelevisivo, e con l'autonomia differenziata dell'articolo 116 della Costituzione. Quindi dal punto di vista giuridico ci sono tutti i presupposti. Quello che veramente può determinare questo cambio di passo è il cambiamento tecnologico. L'evoluzione tecnica e il cambiamento tecnologico hanno sempre rappresentato dei fattori di evoluzione dei servizi pubblici nel nostro ordinamento, per tutti i servizi pubblici, diciamo. Quindi è normale, e anche questo appunto richiamo la nozione di servizio pubblico, è normale che l'evoluzione tecnica del servizio radiotelevisivo porti a un mutamento dell'organizzazione istituzionale del servizio radiotelevisivo. Quindi è normale, del tutto fisiologico e coerente con i nostri principi, che l'affermazione della televisione anytime and anywhere, cioè l'affermazione della televisione in ogni tempo e in ogni luogo, possa mutare l'organizzazione della RAI, mutare l'organizzazione del servizio radiotelevisivo e valorizzare il ruolo delle regioni. Il servizio radiotelevisivo, come sappiamo, infatti ha perso definitivamente il suo connotato necessario della linearità, non vi è più la necessaria linearità dei palinsesti televisivi, non c'è più il vincolo delle frequenze e dei palinsesti e quindi è tecnicamente ed economicamente molto più facile rispetto al passato strutturare canali web dedicati alla diffusione di contenuti multimediali di servizio pubblico che a questo punto possono diventare contenuti multimediali di servizio pubblico di interesse regionale. La coerenza con l'ordinamento c'è, l'espressa previsione normativa, lo strumento tecnico normativo c'è, che è rappresentato dall'articolo 46 del testo unico dei media audiovisivi, che appunto prevede questi contratti di servizio pubblico multimediale con contenuti di interesse regionale. E questo può far scattare in avanti anche la potestà legislativa regionale, che abbiamo detto che fino adesso è rimasta bloccata. Cioè la circostanza che si possano scrivere tecnicamente e economicamente, si possano oggi approvare contratti di servizio pubblico multimediale relativi a contenuti di interesse regionale, può far scattare in avanti la potestà legislativa regionale, perché sarà ciascuna regione con propria legge che può andare a dettare i principi sulla definizione di questi contenuti di interesse regionale. Quindi, come dire, c'è tutta una meccanica giuridica che va avanti, che può andare avanti e chiudere e così valorizzare anche finalmente il nuovo titolo quinto della Costituzione. Ecco, quindi la conclusione a cui siamo giunti è che in questo momento storico abbiamo un combinato disposto dell'evoluzione tecnica del servizio multimediale e dell'evoluzione giuridica del nostro ordinamento con l'articolo 116 della Costituzione e con il nuovo titolo quinto, che rappresentano i presupposti appunto tecnico ma anche giuridico, per quanto di nostra competenza affermare, per cui si può effettivamente, oggi può essere veramente il momento in cui ci sono le basi per realizzare questa effettiva regionalizzazione di parti importanti del servizio radiotelevisivo che abbiamo visto essere, come dire, fallita negli anni 90, negli anni 70 e anche nel 2001. Grazie. Grazie. Io credo che abbia dato materiale, cioè la cosa che mi dispiace è non vedere dei legislatori in aula, cioè
l'interlocutore vero di questa giornata dovevano essere i legislatori regionali. Ecco perché io mi permetto di avanzare la proposta di venire a presentare quei volumi lì nella sede del Consiglio regionale del Veneto, così riprendiamo nella sede del Consiglio regionale del Veneto questa che non è una provocazione, ma ecco, allora concludiamo questa prima parte della nostra mattinata ricordando una cosa buffa a mio avviso. Abbiamo sentito parlare di Rai Play, che vi assicuro andate a vedere come si riesce a entrare a Rai Play, vi divertirete come dei pazzi, vi incazzate dopo 5 minuti e buttate via il tutto. Ecco, la mia speranza è che ci siano delle testimonianze di quando ero bambino, quindi parlo della metà del secolo scorso, cosa agghiacciante, perché qua c'è il presidente del Corecon della Liguria. Io scoprì la Liguria grazie ai quaderni Pigna, perché c'erano le regioni, ma anche grazie al servizio pubblico della RAI, perché la RAI prima della riforma del 75 era molto più regionale, perlomeno da un punto di vista culturale, di quella che è venuta dopo, perché tutto il teatro popolare e non solo, mandato in onda dalla RAI negli anni 50 e 60, un patrimonio incredibile, non solo il teatro ligure, ma anche quello campano, la Sicilia. Purtroppo non ci sono i legnanesi che avrebbero dovuto starci, sicuramente invece c'è Gino Cervi, cioè c'è, piano, io non m'azzardo nelle teche RAI, ma c'era la registrazione di Gilberto Govi per quanto riguarda la Liguria e Gino Cervi che interpretava il cardinale Lambertini, quindi pensate un po' cosa mandava in onda la RAI negli anni 60, cioè grandissimi artisti che però facevano produzioni di teatro locale. Proprio perché il professore ne aveva accennato all'inizio anche tra le righe il presidente Ciambetti, c'era questa idea che le regioni, la regionalità rappresentasse lo spirito effettivo di questa nazione, non lo spirito di divisione della nazione, ma l'anima della nostra terra. Chiaro che se prendiamo come riferimento gli Stati Uniti, dove 8 fusi orari si mangia la stessa bistecca, da noi nel raggio di 3 chilometri cambia la cucina locale e questo è un punto di forza. Vi ho tediato abbastanza, adesso vi do quanti minuti? Un quarto d'ora? Un quarto d'ora per il coffee break e altre incombenze. Ci rivediamo qui dunque a 12:45. Grazie.